È nato da poco meno di un mese il distretto turistico Valle dei Templi, ma ha già preso a lavorare a pieno ritmo ed il piano di sviluppo turistico è al momento una vera realtà. Ora la sfida è renderlo esecutivo nel più breve tempo possibile e per farlo nel modo più efficace, innovativo e competitivo, il distretto si apre alle nuove energie del comparto turistico. Lo strumento è il nascente Forum dello sviluppo turistico che si propone di aggregare tutti i giovani diplomati o laureati in scienze e materie turistiche o in altre discipline che desiderano spendersi per lo sviluppo turistico del distretto. Di questo e di altro si è discusso nella conferenza stampa di questa mattina al Palacongressi di Agrigento. Il distretto turistico Valle Templi sta tentando di cambiare ed invertire la tendenza per quanto riguarda la progettualità. Normalmente si calava dall'alto la progettualità, oggi abbiamo invece come distretto in termini assembleari e anche come comitato direttivo deciso di diffondere la conoscenza del distretto stesso, ma soprattutto attingere dalle giovani menti, dalla creatività e innovatività del territorio le opportunità che possono nascere per questo territorio stesso. Per cui abbiamo aperto il piano di sviluppo ai giovani chiedendo a loro di dare idee che poi diventeranno progetti che a loro volta verranno i migliori 7 idee premiate con una borsa di studio di 1.500 euro. Cerchiamo di coinvolgerli sulle tematiche di approfondimento del piano di sviluppo. E le tematiche che abbiamo individuato sono in particolare quelle legate ai marchi di qualità, alle certificazioni di qualità per le imprese, alle campagne di promozione territoriale, alle campagne di pubblicità generale e di fidelizzazione, agli eventi, all'individuazione di percorsi anche di identità territoriale. Abbiamo proposto come tematica quella relativa alla segnaletica turistica, la segnaletica turistica sia pubblica che privati, pensiamo ai sistemi innovativi territoriali, l'abbiamo inserito pure come tematica, alla rete degli infopoint turistici e chiediamo un contributo anche di approfondimento per la realizzazione di un centro servizi integrato, un centro servizi che sia un'agenzia di sviluppo. Abbiamo pensato ai club di prodotto, all'approfondimento cioè di alcune tematiche di identità del nostro territorio